Quasi tutto pronto per la quinta corsa, una prova per 4 anni, non vincitori di 7500 euro nella carriera. Una prova equilibrata in cui Duchessa HP e Dreamer War si dividono i favori del pronostico. In terza battuta Dedalo MP, gli altri a quote più alte, a partire da Dublino Tab, Dakota Day Room, l'estremo outsider è il 6 di Da Granit Dipa. Autostart in movimento. Per questa quinta premio Numa Pompilio. 7-4 anni al via l'1 Dedalo MP, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata 2 Dolce Stella, Sandro Cappenti 3 Dublino Tab Gianni Targhetta, 4 Duchessa HP Roberto Vecchione, 5 Dreamer War Marco Volpato, 6 Da Granit Dipa Salvatore Valentino, 7 Dakota Day Room Gennaro Casolari. Autostart che ha raccolto i partecipanti. Entra in retta e si prepara allo stacco. C'è lotta per il comando con Duchessa HP che cerca di scavalcare Dublino Tab. Sembra riuscirci, scende allo steccato Duchessa HP nei confronti di Dolce Stella. Poi Dublino Tab al largo Dreamer War. Quindi alla retroguardia Dakota Day Room e Da Granit Dipa. Si completano i primi 200 metri di Duchessa HP. E li passa in 14,3. Belli svelti al comando i primi 200 metri di Duchessa HP che si allunga e guadagna terreno nei confronti di Dolce Stella che rimane in seconda posizione a precedere ad intervallo Dublino Tab. Quindi Dreamer War si scosta dai birilli Dedalo MP che trova sulla sua strada l'anticipo da parte di Dreamer War. 28,9 i primi 400 metri e anche i 600 se ne vanno svelti. 43,9 addirittura, con Dolce Stella sempre in seconda posizione a una ventina di metri dalla battistrada Duchessa HP. Risale allo scoperto Dreamer War che si porta in scia Dedalo MP. Sono ancora però distanti dalla testa che ha fatto 58,9 per i primi 800, sbaglia Dreamer War. E così rimane allo scoperto numero Dedalo MP che sbaglia a 5 sua Dreamer volta. War squalificato. E così non c'è più nessuno di fuori, restano in 5 tutti alla corda. Duchessa HP 1.14,4 primo Dedalo chilometro. MP squalificato. Dolce Stella in seconda posizione prova a riavvicinarsi. Dublino Tab richiesto in terza posizione a precedere sempre Dakota Day Room e Da Granit Dipa. La retta opposta alle tribune è passata in 15,1. Dalla battistrada Duchessa HP che guadagna terreno nei confronti di Dolce Stella. Aveva fatto lo sforzo per andarla a riprendere ma ora perde nuovamente contatto. 200 metri dalla conclusione per Duchessa HP che è in nettissima evidenza. Duchessa HP che deve finire il percorso. Oggi lo fa e vince nei confronti di Dolce Stella che è seconda. Al terzo posto Dublino Tab. 31 a chiudere, 1.14,5 ragguaglio cronometrico per il successo di Duchessa HP. Roberto Vecchione, il team Elert, la scuderia Titan Stable per la figlia di Conway Hall che in percorso di testa d'avanguardia si isola dai rivali, vince facile Duchessa HP con Roberto Vecchione.